Coronavirus e fase 2 in attesa del decreto del governo, l'appello di Zaia, si potrebbe pensare alla riapertura sperimentale di un pacchetto di aziende. Confindustria Veneto, noi siamo pronti. Intanto prosegue l'operazione tamponi, obiettivo 20.000 al giorno, l'esito delle analisi sul personale sanitario finora parla di un 1,4 di medici e un 1,6% di infermieri positivi. Media Nord-Est, il primo gruppo televisivo locale d'Italia a dirlo i dati d'ascolto Auditel a marzo in piena emergenza, quando le nostre televisioni già leader a Nord-Est sono risultate le prime per share tra tutti i gruppi editoriali in Italia. Sono oltre 260.000 le persone controllate in Veneto dall'inizio dell'emergenza, 12.000 le sanzioni, il maggior numero a Padova e Vicenza, i dati divariati. Convariati stamane da Roma anche il sottosegretario all'economia Baretta, che annuncia un piano straordinario per il rilancio del turismo. La Guardia di Finanza di Vicenza scopre che una cooperativa di pulizie con sede aveva falsificato i rapporti di lavoro con 162 cittadini stranieri, ottenendo per loro il permesso di soggiorno. Papa Francesco ha voluto ringraziare i detenuti del Due Palazzi che hanno scritto le meditazioni per la Via Crucis di quest'anno. In piazza San Pietro anche Don Mario Pozza, il cappellano del carcere, che porterà la croce. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura inevitabilmente, come sempre, la contabilità del contagio con il secondo report di giornata diffuso pochi minuti fa dalla Regione del Veneto con azienda zero. Siamo arrivati a 13.459 casi di positività dall'inizio dell'emergenza, un aumento contenuto, quello di oggi, di 38 casi, questo per l'appunto nelle 12 ore tra questa mattina e il pomeriggio e le 17 di oggi. I casi attualmente positivi sono 10.592, 18.567 le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Sul fronte dei decessi il numero è particolarmente grave, 19 sono le morti che si sono registrate oggi negli ospedali del Veneto, cui si aggiungono, lo vediamo insieme, i 3 decessi avvenuti all'ospedale di comunità di Belluno e all'ospedale di comunità di Marostica. Il dato positivo riguarda le terapie intensive, 248 i posti letto occupati, 9 in meno rispetto a questa mattina. Un calo considerevole si registra anche per quanto concerne i posti letto in area non critica, che scendono di 43 unità, 1.478 le persone quindi che si trovano ricoverate in area non critica negli ospedali del Veneto. Questa quindi la contabilità del contagio. Oggi intanto il presidente del Veneto Zaia ha parlato della cosiddetta fase 2, chiedendo di togliere l'ordinanza sulla requisizione delle mascherine, e poi ha dato anche i numeri del contagio fra i camici bianchi. Vediamo. Il presidente Zaia lancia la proposta di partire con aperture sperimentali prima del 3 maggio, ribadendo la necessità che lo si faccia in totale sicurezza. Il governo dice, secondo pareri scientifici che io non vado ad opinare, che dal 3 maggio si apre tutto. Allora, primo, continuo a dirvi che se non liberalizzano la commercializzazione delle mascherine, è inutile dire alle aziende di aprire quando nei piani per la riapertura ci vogliono le mascherine, perché non le trovano e non possiamo mettere in sicurezza i lavoratori, che è una roba gravissima. Quindi io auspico che si decidano di ritirare l'ordinanza che prevede la confisca delle mascherine. Dal punto di vista scientifico prendiamo atto che noi non siamo in lockdown, il lockdown è un'altra roba. Prendiamo atto che le curve sono ancora buone, io poi non vi so dire se ci sarà una recrudescenza. Però alla luce di questo chiedo anche, ma perché non si dà la possibilità di partire in maniera sperimentale prima del 3 maggio già con un pacchetto di aziende, fra virgolette, virtuose, che si mettono a disposizione per testare anche un modello di chiusura, diciamo di interruzione del lockdown seria. Darci questa possibilità come ragioni è quello che noi chiediamo. Fateci identificare un pacchetto di imprese e almeno iniziamo ad avvicinarsi al 3 maggio anche sperimentando delle modalità. Zaia ha voluto poi rendere noti i numeri sulla situazione dei dipendenti del settore sanitario. Il 65,4% è stato sottoposto a tampone. Su 9.787 medici, 6.400 hanno fatto il tampone.
Quanti sono i positivi? 127, cioè sono l'1,3%. E a volta di lunedì e martedì vi diamo il dato definitivo sul 100% dei tamponi. Poi abbiamo gli infermieri, 66% di tamponi, sono 1,69, che in numero assoluto per cento. In numero assoluto 413 persone su 24.420 infermieri però. All'indomani della protesta con conseguenti multe davanti all'ospedale di Schiavonia, il presidente commenta. C'è dubbio che Schiavonia resti chiuso alla popolazione? No, l'ho sempre detto. C'è qualcuno di voi che ha sentito dire il contrario? Ho sempre detto anche cosa? Sarà questione di qualche mese. Se ringrazi Dio che questa amministrazione ha avuto il coraggio di fare delle scelte controcorrente, di dedicare degli ospedali ad essere istituire dei Covid center, no? Schiavonia, ma non c'è solo Schiavonia, c'è Sant'Orso che può dire la sua giustamente, c'è Vittorio Veneto. E per fare questa scelta perché? Perché questo ci ha permesso di curare mediamente 9.000 persone al giorno non coronavirus. Cioè, noi abbiamo fatto una scelta di campo e siamo riusciti a venirne fuori, ne stiamo venendo fuori, toccando ferro assolutamente in maniera positiva rispetto ai trend e alle proiezioni che avevamo, punto. Allora, se poi qualcuno protesta perché vuol chiedere di più di quello che aveva prima è un'altra roba. Gli ospedali tornano più belli di prima, punto. E sulla possibilità di procedere all'apertura in via sperimentale di alcune aziende si è espressa nel pomeriggio anche la Confindustria del Veneto con una nota del presidente Enrico Carraro. Per noi, dice Carraro, vale il principio che solo le aziende sicure possono poter lavorare. Siamo disponibili da subito a sederci attorno a un tavolo per rendere operativa questa iniziativa, certi di portare proposte utili al confronto che avranno come imprescindibile base di partenza la tutela della salute di dipendenti e famiglie, forti anche di un contributo scientifico che l'Università di Padova sta elaborando per rispondere alla necessità di rendere i nostri luoghi di lavoro sicuri per tutti. Parliamo adesso di noi perché Media Nord-Est è il primo gruppo televisivo locale d'Italia a sancirlo. I dati d'ascolto certificati dall'Auditel a marzo, quando le nostre televisioni già leader a Nord-Est sono risultate le prime per share anche tra tutti i gruppi editoriali in Italia. Media Nord-Est è il primo gruppo televisivo locale in Italia per ascolti certificati Auditel. A marzo il network, guidato dall'ingegnere Filippo Iannacopoulos, che ha nella sua galassia le emittenti venete Antena 3, Rete Veneta e Tele Nord-Est, oltre a Tele 4 in Friuli Venezia Giulia, ha consolidato la propria leadership a Nord-Est registrando la miglior performance nel panorama nazionale dell'emittenza locale. Con un ascolto medio record e contatti giornalieri che hanno sfiorato il 1,5 milioni di telespettatori, il gruppo Media Nord-Est, nato nel 2017, è ora ufficialmente il primo in Italia. Sempre al vostro fianco, mentre crollavano certezze in un periodo buio per tutti noi, le nostre emittenti hanno svolto con serietà e autorevolezza il vero servizio pubblico. Palinsesti stravolti per raccontare passo dopo passo e con sole notizie certificate l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 nei nostri territori. Interviste, approfondimenti, confronti, opinioni, sempre in diretta, sempre in edizione straordinaria, anche per combattere il diffondersi dell'epidemia da fake news. Al vostro fianco, a ogni ora, per aggiornare o semplicemente tenere compagnia nelle lunghe giornate passate tra le mura domestiche, dal tutto chiuso al mondo attraverso il piccolo schermo delle nostre TV. Ecco perché abbiamo trasmesso in diretta le messe di Papa Francesco, le funzioni celebrate dal Patriarca Moraglia, dei vescovi del nostro territorio e la preghiera dal Santo di Padova. Abbiamo pensato a tutto, stravolgendo i palinsesti, per dare ancora più voce ai nostri telespettatori, garantito compagnia e un sostegno con la ginnastica da fare in salotto, la TV dei piccoli e le ricette. Anche noi siamo donne e uomini, madri e padri. Ci possiamo ammalare e far prendere dall'ansia, volti ed espressioni nascoste dalle mascherine, ma non potevamo mollare. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti in un momento in cui i contratti crollano per la crisi di artigiani e imprese perfino nel ricco Nord-Est. In questo periodo abbiamo tutti messo al centro del nostro operato i soli telespettatori. È per loro che il lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio, è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, forse ha perfino salvato vite umane.
coscienti dell'importanza del nostro ruolo e da oggi con un carico maggiore per essere i primi in Italia, non tradiremo mai il patto con chi ha scelto di vivere con noi. Grazie. E a proposito di notizie certificate, sono oltre 260.000 le persone controllate in Veneto dall'inizio dell'emergenza, 12.000 le sanzioni elevate. Questi dati comunicati, certificati dal Viminale per bocca del sottosegretario Variati, che oggi con il collega Baretta ha parlato anche dell'emergenza economica, soprattutto sul fronte turistico. I controlli a tutto l'8 aprile hanno riguardato in Veneto 260.240 persone, 72.415 di più della settimana, cioè sono stati i controlli di questa settimana. Tante le persone controllate in Veneto dal 10 marzo all'8 aprile, secondo i dati del Viminale. Di queste 12.193 quelle sanzionate e denunciate, Padova e Vicenza le province più indisciplinate. Ma ad allarmare il trend, se fino alla scorsa settimana l'incidenza delle multe era del 4,68%, oggi c'è un aumento. Il dato poi un po' preoccupante è che nell'ultima settimana questo 4,68% è aumentato di un punto percentuale, cioè il 5,74. Il che vuol dire che nell'ultima settimana, a parità sostanzialmente di controlli, sono state trovate più persone fuori posto. In particolare sono 194 le persone denunciate per aver fornito false dichiarazioni, 38 quelle che si sono allontanate dalla quarantena nonostante la positività al virus, comportamento che pagheranno caro. Ovviamente loro sanno che la denuncia sarà severa perché corrono una sanzione penale che può andare da 1 a 12 anni, a seconda poi delle condizioni che saranno verificate. Altro capitolo, l'emergenza economica. Per l'altro sottosegretario veneto Baretta, la priorità va data al turismo con voucher e stimolo della domanda interna. Immaginando anche un piano Veneto per il turismo che noi come governo potremmo assecondare e aiutare, ma che avremo bisogno che venga costruito assieme alla Regione e agli enti locali un piano Veneto di sostegno da un lato e anche di politiche di rilancio del turismo, che è, diciamo, una delle prime economie del nostro territorio. E a proposito di economia, ieri il governatore Zaia aveva detto che il 60% delle aziende venete era aperto, si trova quindi in condizioni di attività. Siamo andati a verificare cosa accade a Bassano. Uno dei punti più critici della viabilità di Bassano, siamo all'altezza della confluenza della Valsugana da Padova verso Trento con la nuova pedemontana. Parlare di lockdown sicuramente è forte vedendo il traffico che c'è in questo momento e tenete conto che è 12:20. Punto cruciale della viabilità di Bassano, strada di collegamento nord-sud per eccellenza. Parlare di code non si può, ma il traffico, sia quello pesante sia le auto e i furgoncini, è evidente. Questa è la situazione in direzione di Rosà. Questa è la situazione uscendo da Bassano in direzione Trento. Altra direttrice, la pedemontana. Traffico pesante, come avete visto, soprattutto trasporti di generi alimentari, traffico anche da venerdì prima di Pasqua. Questa è la pedemontana. Dov'è il lockdown? È la domanda che ci poniamo, soprattutto vedendo la situazione di questa superstrada a collegamento est-ovest che di certo non è vuota. Diversa la situazione nelle principali zone del centro della città. Nei pressi del ponte nuovo di Bassano il traffico è più che scorrevole, non certo inesistente.
Situazione tranquilla anche nel resto del territorio cittadino, anche se, come potete vedere, davanti ai negozi aperti i parcheggi sono praticamente pieni. A controllare il territorio carabinieri, polizia, ma nessuna traccia della polizia locale della città, che il sindaco Elena Pavan dovrebbe invitare a verificare che tutti gli spostamenti siano motivati e che chi si muove lo faccia nel pieno rispetto delle regole. Si avvicinano 3 giorni cruciali, il lungo fine settimana di Pasqua, il tutti a casa, e i controlli nelle prossime ore saranno più importanti che mai. Stando però ai decreti, ci attende una Pasqua blindata. Il prefetto di Treviso annuncia controlli severi, pattuglie rinforzate e linea dura. Soltanto nel Trevigiano a Pasqua e Pasquetta questi numeri saranno potenziati. Il ministro dell'Interno ha chiarito che le maglie non saranno allentate nonostante i buoni risultati ottenuti. Sui 43.000 controlli sono state elevate 1.084 sanzioni, più di 1.000 sono state le persone denunciate. Numeri tutto sommato positivi, ma che non devono invitare ad abbassare la guardia. Sappiamo che c'è un richiamo forte anche del bel tempo, però tutto questo deve essere evitato, quindi anche questa settimana bisognerà rimanere in casa. Pattuglie rinforzate, turni fino a tarda notte, monitoraggio anche con l'aiuto dei droni. Contro i trasgressori la linea sarà ovviamente dura. Questi giorni anche qui in città ho percepito qualche presenza in più per strada e la cosa mi ha leggermente preoccupato. Ecco, non vorrei che magari il fatto di poter usare le mascherine piuttosto che alcune aperture che sono state fatte giustamente per venire incontro anche ad alcune attività economiche siano state un po' interpretate come un liberi tutti, che non è assolutamente così. Sono molto severi i controlli e nessuno poi si deve lamentare se viene sanzionato. E se dal Ministero l'invito è a tenere alta la guardia, la Prefettura è ancora in attesa di capire come comportarsi con le aziende che chiedono di poter lavorare. Se ormai è chiaro che il governo intende andare verso una proroga, il 14 aprile potrebbe arrivare il primo via libera solo per alcune attività. Ma la stretta per i cittadini si allenterà soltanto dopo il 4 maggio. Io invito anche i cittadini veramente a sentire quello che riporta la stampa, a guardare anche i giornali, i volti delle persone che non ci sono più, insomma, che sono entrate magari con un banale raffreddore o pensavano di avere un banale raffreddore e che invece poi non sono più usciti dalla terapia, per cui ecco, io direi nessuno si può sentire fuori da questa partita. E sarà una Pasqua blindata anche nel Bellunese. A Cortina in particolare entrano in azione anche i droni. Ci sarà un controllo diciamo, per quanto riguarda le direttrici principali, quindi la SS51 ma anche la 48 a terra, quindi con posti di blocco. Ci sarà un controllo anche aereo tramite elicotteri e droni e un controllo targhe H24 per l'incrocio dei dati che saranno necessari eventualmente per fare eventuali sanzioni e anche denunce. Sarà una Pasqua blindata nella Regina delle Dolomiti e il sindaco lo ribadisce a chiare lettere con l'obiettivo di disincentivare soprattutto i proprietari di seconde case. Muoversi è ancora troppo pericoloso, oltre che vietato dai decreti di governo e regione. Cortina inoltre è tra le località del Veneto con il più alto tasso di contagio, complici con ogni probabilità le ultime domeniche consentite sugli sci. Il numero è rilevante perché siamo arrivati a 83 casi, che sono molti rispetto alla popolazione residente. Peraltro siamo in linea purtroppo con le maggiori località turistiche invernali anche vicine a noi, quelle del circuito del Dolomiti Subeschi, quindi la Val Gardena, la Val Badia, e quindi non bisogna abbassare assolutamente la guardia, bisogna mantenere stretti i controlli e soprattutto rispettare quelle che sono le regole di base. E per rispettare queste regole i controlli sono già in corso anche con il drone. I controlli vengono fatti anche capillarmente per quanto riguarda i condomini e le case che normalmente sono case affittate o di proprietà di cosiddetti secondi casisti, e quindi c'è un controllo veramente a pettine per evitare eventualmente spostamenti sulla nostra valle. Nel frattempo si guarda all'estate e si studia la ripresa che anche per il turismo sarà lenta e graduale. Noi insieme alla nostra Cortina Marketing stiamo già lavorando su vari scenari, quindi a differenza di quando si potrà aprire, quindi con uno scenario a giugno piuttosto che a luglio. E in tutto questo è logico che noi stiamo lavorando più su uno scenario che prevede un turismo di prossimità, quindi sul weekend, sulle seconde case, e un turismo più italiano che vogliamo assolutamente incentivare.
Torniamo adesso a occuparci della protesta dei sindaci davanti all'ospedale di Schiavonia, perché Alessandro Bolis, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 6, chiede al prefetto di ritirare le denunce. 44 comuni, quasi 200.000 abitanti. L'ex ULSS 17, adesso nell'ULSS Euganea, è un territorio vasto che negli anni ha saputo assorbire la chiusura di 4 ospedali. Di fronte alla protesta davanti all'ospedale di Schiavonia, Covid Center, di una ventina di sindaci denunciati per assembramento, al loro fianco si schiera il presidente della conferenza dei primi cittadini della provincia, Alessandro Bolis. Reputo inopportuna l'azione della polizia municipale. I sindaci in quel momento lì stavano esprimendo una loro preoccupazione su questa situazione. Mi auguro che il prefetto intervenga e stralci quei verbali di denuncia, perché sarebbe una cosa, voglio dire, oltre l'immaginario collettivo. Serve gestire la fase 2, precisa Bolis, che alla Regione invia una richiesta. Faccio un appello, perché so che voi avete l'occasione molto spesso, anzi ci siete sempre, e questo è importantissimo per l'informazione. Io sono convinto che il governatore Zaia, che è un governatore diverso dagli altri governatori, lui sta gestendo la partita credo in maniera esemplare. Lo stanno dimostrando l'abbassamento dei contagi, lo sta dimostrando l'azione che con rapidità hanno fatto per mettere in sicurezza il Veneto da questa situazione. Io a lui ho chiesto direttamente ci convochi un tavolo tecnico-politico formato dal presidente della conferenza, da una delegazione di colleghi dell'ULSS 17 e ci diano dei tempi. Arrivate a Palazzo Trissino a Vicenza le mascherine donate dalla città gemellata di Ouyang, mascherine, guanti e occhiali destinati a famiglie e operatori. Siamo appena tornati dall'aeroporto Milano-Malpensa con la Protezione Civile di Vicenza per portare in città il carico di mascherine di aiuti che sono provenienti da Ouyang, la nostra città gemellata in Cina. È andato tutto bene, le mascherine sono stupende, il supporto medicale è a posto e quindi per la nostra città sarà un'ottima notizia poter riuscire a fornire questi materiali a chi ne ha bisogno per combattere in prima linea questo virus. Un ringraziamento alla città di Ouyang che con il suo contributo aiuterà anche Vicenza a dare una risposta ai cittadini più in difficoltà anche con le mascherine e con i guanti. 40.000 mascherine chirurgiche, 5.000 paia di guanti e 1.000 occhiali protettivi è la fornitura donata dalla Cina e che ha visto grazie al consolato di Chongqing una via preferenziale alla dogana. Il materiale ora sarà diviso tra l'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove sono già arrivati gli occhiali, i volontari dell'ANA, la protezione civile, la polizia locale, ma anche i lavoratori di SVT e AIM e una parte andrà a chi ha fatto richiesta di buoni spesa, quasi 2.200 le famiglie che ne ha fatto domanda. Materiale che si somma alle 250.000 mascherini, 5.000 pacchi di alimentari e le oltre 6.000 uova che la protezione civile sta distribuendo alla cittadinanza dal 14 marzo ad oggi. Un grande impegno che non deve essere vanificato ora. Importante che nei prossimi giorni, nonostante le giornate di sole, rimaniate in casa per non vanificare il lavoro fin qui svolto, soprattutto a tutela di quelle persone che ammalate e sanitari che le stanno curando stanno facendo un grossissimo sacrificio personale a rischio vita e quindi un invito a tutti a stare a casa. Falsi contratti di lavoro, buste paga e assunzioni in cambio di permessi di soggiorno e rinnovi, questo l'esito dell'indagine della Guardia di Finanza di Schio. Operazione compromesso, contratti di lavoro, assunzioni e buste paga fittizie in cambio di permessi di soggiorno e rinnovi. È il nome dell'operazione della Guardia di Finanza di Schio che ha portato alla luce l'attività illegale di una cooperativa che sulla carta svolgeva attività di pulizie ma che in realtà forniva la documentazione necessaria ad immigrati di varie nazionalità per ottenere e rinnovare il permesso di soggiorno, 160 quelli emersi. Cooperativa con sede fiscale a Marano Vicentino in un edificio risultato poi essere un'abitazione in costruzione e composta da 2 cittadini di origine marocchine di 52 e 42 anni, entrambi indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 37 invece le persone segnalate all'autorità giudiziaria per falsità ideologica, per induzione in errore del pubblico ufficiale e soggiorno illegale. L'indagine ha svelato un vero e proprio tariffario tra i 500 e gli 800 euro per il rilascio di un falso contratto di lavoro o assunzione e tra i 100 e i 150 euro per ogni falsa busta paga. Importi variabili a seconda
seconda delle disponibilità del cliente. L'attività di indagine dei finanzieri è partita da un accertamento fiscale che ha messo in luce peraltro un'invasione di IVA e contributi per 600.000 euro. Sarà Don Marco Pozza a portare la croce durante la Via Crucis, la celebrazione durante la quale Papa Francesco leggerà le meditazioni che i carcerati di Padova hanno scritto per lui e che oggi con un messaggio ha voluto ringraziare. Cari amici della parrocchia Due Palazzi di Padova, ho letto le meditazioni di cui avete fatto dono tutti insieme. Ho preso dimora nelle pieghe delle vostre parole e mi sono sentito accolto a casa. Grazie per aver condiviso con me un pezzo della vostra storia. Dio racconta di sé e ci parla dentro una storia, ci invita all'ascolto attento e misericordioso. Queste le parole di ringraziamento che Papa Francesco ha rivolto ai detenuti del carcere di Padova che nei giorni scorsi, tramite Don Marco Pozza, avevano scritto le meditazioni che il Santo Padre leggerà nella Via Crucis di Venerdì Santo. Papa Francesco è rimasto molto colpito dal nostro lavoro e gli abbiamo portato gli occhi, i nomi delle persone di cui abbiamo raccontato la storia attraverso le meditazioni, perché loro oggi, questa sera, saranno la voce di tutti, coloro che soffrono, coloro che si stanno rimettendo in piedi dopo aver sbagliato. E Papa Francesco ha dato un grande messaggio: vi voglio bene. Un ringraziamento, quello del Pontefice, per nulla scontato, che dimostra la vicinanza di Papa Francesco alla realtà carceraria. Le sorprese di oggi di Papa Francesco ha accolto per l'ennesima volta tutti di sorpresa, la sua voce su RTL rivolta al mondo del carcere, una lettera scritta di suo pugno, sono l'ennesima conferma che il carcere in grande è nel cuore del Papa. E questa sera sarà bello vedere la Via Crucis tradotta attraverso le storie di queste 14 persone che ruotano attorno al mondo del carcere. Questo è il messaggio importante del Papa, ma ci sono anche i messaggi di tutti voi nella nostra rubrica Andrà tutto bene. Queste quindi le vostre foto per dirci che andrà tutto bene. L'edizione regionale termina qui, adesso ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Bentrovati al meteo. Vigilia di Pasqua ancora in compagnia dell'alta pressione, bel tempo e clima sempre più mite. Vediamo insieme il dettaglio di sabato 11 aprile. Sul Veneto situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, vedete avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, massime piuttosto calde, oscillanti invece tra i 21 e i 25 gradi. Situazione tutto sommato simile anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna di un bel sole. Temperature minime fino a 15 gradi, massime invece sui 23-25. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, non cambia di molto, bel tempo con cielo al massimo velato, specie sui confini alpini. Temperature minime fino a 10 gradi, massime sui 25-26 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.